Questa trasmissione è offerta da Verde Vivo Garden Center. Benvenuti a Telefriuli, benvenuti al Punto, benvenuto al sindaco di Pradamano Enrico Mossenta. Benvenuto sindaco. Grazie, buongiorno. Bene, allora, Pradamano, volta pagina, e praticamente la convenzione non guarda più verso Udine, ma ha abbracciato Friuli orientale, no? Quindi è stata una scelta ponderata che apre un altro discorso. Insomma. Apre un discorso sicuramente nuovo, una scelta ponderata e maturata nei mesi, forse anche negli anni. Noi come amministrazione comunale di Pradamano negli anni abbiamo sempre guardato verso la città di Udine, apparteniamo all'Interland dell'Udinese, sì, esatto. E quindi verso quella direzione abbiamo sempre voluto guardare anche, era scontata, insomma, no? Anche per diverse motivazioni, insomma, quelli che possono essere le viabilità, i servizi, sono legati al mondo della città. Però poi bisogna costruire quelle che sono le reti anche di amministrazioni pubbliche per costruire altre tipologie di servizi e anche per darsi, fra parentesi, una mano fra amministratori locali, e quindi abbiamo voluto andare ad aderire alla comunità del Friuli orientale soprattutto per iniziare a condividere determinati servizi come quello di polizia locale che prenderà avvio entro l'estate, e successivamente invece prenderanno avvio altri servizi legati al mondo della ragioneria, dei tributi, del personale, e quello sicuramente molto importante in questo periodo, quello che è la parte del digitale, l'innovazione dell'amministrazione pubblica. Siamo ben coscienti di quello che abbiamo fatto, della scelta che abbiamo ponderato nei nostri mesi, e ci mettiamo a servizio degli altri 7 comuni, perché alla fine siamo 8 comuni, per costruire questa nuova rete ed entrare in punta di piedi all'interno di questa nuova organizzazione. Bene, poi c'è sempre il problema dei medici che mancano, no, nei comuni, non so se voi li avete o meno, e c'è il problema della sanità in CEN. Parliamo dei medici, avete il medico? No, noi allo stato attuale fortunatamente abbiamo ancora i medici di base presenti sul nostro territorio comunale. Ho ben presente che è un tema ben diffuso, un problema diffuso su diverse realtà, e quindi è una carenza ormai strutturale, non legata solamente al mondo medico, ma legata anche al mondo degli infermieri, al mondo delle OSS. Diciamo che la carenza di personale nel sistema sanitario ormai è evidente a tutti quanti, e questo comporta non pochi problemi, soprattutto di carattere organizzativo, in diverse strutture che possono essere sia il medico di base, sia la sanità dell'ospedale, che le case di riposo e quant'altro, e crea una situazione di difficoltà. È un tema sul quale bisogna fare dei ragionamenti molto velocemente e approfonditi per trovare delle soluzioni, perché la sanità in regione è uno dei maggiori elementi di spesa, no? Diciamo, del bilancio regionale. Più del 50% del bilancio regionale è impiegato dal mondo della sanità, e quindi bisogna trovare le forme per far sì che essa sia efficiente, efficace, e si riesca a contenere anche quella che è la spesa, soprattutto in questi periodi, senza nulla togliere però ai servizi, o cambiando le modalità dei servizi che vengono attualmente erogati ai cittadini. La pandemia ci ha fatto capire che bisogna cambiare il paradigma, no? In qualche modo bisogna cambiare un po' tutto quanto. No? Diciamo che gli ultimi 2 anni non li aveva immaginati nessun amministratore, che fosse quello del comune, che fosse quello della regione, e quindi esiste una giustificazione su quelle che sono le azioni o le non azioni che sono state intraprese in questi anni, in parte giustificabili. A parer mio la sanità ha necessità però di una riforma che deve essere condivisa. La riforma condivisa, per riforma condivisa intendo il sedersi al tavolo tutti quanti, indipendentemente dal colore o dal partito a cui si appartiene, mettere da parte alcuni tasselli, alcune prerogative essenziali, ma costruire un sistema che sia stabile negli anni. Le riforme della sanità cambiano ogni giunta. Penso che una riforma, prima di prendere piede, prima che una nuova struttura, una nuova organizzazione, prima che crei un meccanismo oliato, ha necessità dei suoi anni e dei suoi tempi. Cambiarla ogni 5 anni significa distruggere quel poco che si era messo in piedi nella passata tornata, e via così.
mi sembra un po' esagerato come un modalità clima di organizzazione. Per un tema poi così importante, no? Diciamo, se occupa più della metà del bilancio, è buona cosa che costruiamo una riforma che porti dei servizi anche di prossimità, anche innovativi, anche guardando la parte digitale e quant'altro, parlo della telemedicina e quant'altro, e cambi quello che è il modello fino adesso in atto, creando dei nuovi servizi o nuove modalità di servizio, poi perché i servizi li possiamo anche conoscere. Ma ormai il cittadino chiede anche celerità e risposte certe, insomma, no? Seppur in un ambito molto molto delicato. Ma un ambito delicato, io ad esempio ho sempre stato dell'idea e la continuo a ripetere, che se guardo la nostra regione e guardo il numero di ospedali che ha la nostra regione, mi chiedo fino a quanto questo tema, queste strutture possono essere sostenibili con questo tipo di organizzazione. Certamente ogni zona vuole avere il suo, ogni zona, però insomma non sarà possibile. Insomma. Non penso sia fattibile e sostenibile negli anni a venire. Dovremmo riorganizzare anche i servizi all'interno di alcuni, di alcuni ospedali, per l'amor di Dio, cioè non vuol dire chiudere. Rivedere un po' le cose. Ecco, Sindaco, poi adesso ci sono anche le questioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vi vede protagonisti proprio in questi giorni, dove in qualche modo le amministrazioni sono in ambascia, no? Tra personale, tra i tempi e anche i progetti che avete dovuto pensare e varare. Insomma, beh, sono diversi i problemi per affrontare e fare una domanda di contributo legata a questo piano. La carenza di personale degli enti pubblici è la prima parte. È cronica la ormai. Seconda parte è avere una professionalità nella scrittura di determinati progetti. Sono progetti che non è una semplice compilazione di un questionario e scrivere una cifra in fondo alla pagina. Faccio l'esempio, noi abbiamo presentato la domanda di contributo legata ai piccoli borghi per il rifacimento della piazza di Lovaria, ma su questo progetto si discuteva ben poco della parte strutturale, si discuteva di quelli che potevano essere gli aspetti sociali, culturali, di riaggregazione, di utilizzo di determinati spazi. In fondo arrivava il progetto di rivisitazione della piazza, un libro di 120-130 pagine, sul quale ci siamo affidati chiaramente a degli studi esterni. Abbiamo lavorato noi stessi amministratori e sicuramente i funzionari del Comune di Pradamano, tutti quanti assieme, perché poi si mescolavano temi del sociale con temi della cultura, con temi tecnici, di viabilità, tutti quanti assieme per riuscire a costruire e a presentare questa domanda. In tempi anche celeri, no? In una 15-20 giorni, in 15-20 giorni di puro lavoro dedicato a quello. Abbiamo presentato domanda sulla piazza, come abbiamo presentato domanda per il possibile asilo nido da costruire in quel di Pradamano. Sono i due progetti sui quali ad oggi ci siamo concentrati. Speriamo che possano andare in porto e possano portare nuovi servizi o un'innovazione nel territorio di Pradamano. Ecco, oltre a questo sono i lavori pubblici, diciamo così, ordinari, no? Poi ci sono i lavori pubblici chiaramente ordinari. Quello viaggiano per un'altra via. Beh, diciamo così, noi abbiamo riaperto dopo Pasqua le scuole medie, la scuola secondaria di primo grado, cosiddette scuole medie come ricordiamo come vecchio nome, e le abbiamo riaperte dopo 1 anno e mezzo di lavori per l'efficientamento energetico, l'antisismicità. Abbiamo voluto metterci qualcosa anche di nostro, di più, non so, con l'arredo di una nuova aula informatica, la stampante 3D, delle scritte che richiamino gli aspetti così quasi poetici, la scuola è dedicata a Ippolito Nievo, per cui quindi una frase di Ippolito Nievo che richiama il Friuli poi. Ma altre cose che vedremo nell'inaugurazione che faremo in realtà a settembre, l'inaugurazione ufficiale, riprendendo anche alcuni articoli di stampa, quindi avendo sui muri dei giornali, dei quotidiani con pagine, diciamo così, significative, storiche, di momenti storici che richiamano e ricordano la vita del nostro paese e non solo. Beh, è una bella cosa anche così. Lo scopriremo a settembre, quella volta faranno ingresso alle telecamere. Penso che Telefriuli sarà presente. Ecco Sindaco, le associazioni riprendono di nuovo l'attività, no? Perché un po' tutti i comuni sono feste, sagre, eccetera, che invogliano la gente a uscire dopo 2 anni, insomma, uno cerca, si fa coraggio e va.
no? Sì, forse è un momento che tanti aspettavano anche, Sì. però devo dire la verità, perché la settimana scorsa si è conclusa la Pradamano in Festa, che è una sagra organizzata dalla parrocchia di Pradamano, che ha visto una presenza notevole di persone, nonostante anche il tempo un po' incerto, ma c'era una grande voglia di ritrovarsi, di uscire e di trovare gli amici, la compagnia, anche persone che non si vedeva da un po' di tempo, perché con la scusa dei lockdown o delle distanze tante persone magari non si incrociavano, almeno in momenti così conviviali. E vedo e noto che c'è tutta una sorta di ripresa. In queste settimane, nel mese di maggio, c'è il torneo Città di Pradamano, dove ci sono 16 squadre dei pulcini più piccoli e sono presenti praticamente ogni sera durante la settimana con le partite di calcio, ma si ritrovano ed è un modo nuovo di ritrovarsi. Dopo 2 anni anche le che non veniva famiglie, fatto. quindi no, tutto, poi avete un'ottima organizzazione, io so perché ho provato con le squadre del mio paese, per cui è piacevole venire a Pradamano proprio in questo torneo, sì, posso dirlo, insomma. Ecco. Quindi le altre associazioni partono, poi ci sono altre associazioni, no? Ci sono anche altre associazioni, quindi c'è già un calendario di attività, anche di festeggiamenti che riprendono nel mese di giugno e quindi c'è tutto un movimento, oltre a quelli che sono i concerti, piuttosto concerti musicali, piuttosto vocali, che riprendono e hanno ripreso la loro attività. È un leggero, lento riprendersi, tante volte con molta difficoltà, perché dopo 2 anni circa di stop uno deve riorganizzare le proprie forze, riorganizzare le proprie attività e non è poi così semplice e scontato che dopo 2 anni ci siano ancora quel mondo di volontari che regge la vita di un paese e dà vita anche a un paese, con le 1000 sfaccettature, che siano le sagre, che siano i concerti, che siano i tornei e tante altre piccole cose. C'è anche tutto un altro mondo di volontariato che si è scoperto in questi 2 anni, che è il mondo, quello invece legato alla solidarietà, legato all'assistenza delle persone che in questi periodi hanno avuto problemi magari con il Covid, piuttosto che ai profughi ucraini. Questa è stata una bella pagina, no? Una bella pagina nostra. Direi che noi abbiamo vissuto delle belle pagine nuove, forse delle esperienze anche uniche, quelle della solidarietà legata all'assistenza alle persone, la protezione civile che chiamava a casa tutte le persone che stavano male per sapere se avevano necessità, portare eventualmente la spesa piuttosto che altro, i farmaci a queste persone che non potevano uscire, ma si è ripetuta e si sta ripetendo in queste settimane con l'assistenza ai profughi ucraini, dove ecco, ne avete... abbiamo circa una trentina, sono dislocati in coabitazione, vivono presso altre persone, e dopo abbiamo anche 2 appartamenti attualmente occupati e gestiti da una cooperativa, ma c'è tutta una rete che si è creata in attesa di quelli che potevano essere i fondi del governo. È partita una raccolta fondi proprio di denaro e abbiamo distribuito delle tessere per andare a fare la spesa nei negozi di Pradamano, piuttosto che andare a fare la spesa di vestiario a queste persone in attesa che arrivassero i fondi da parte del governo. Ed è quella una bella pagina, perché la velocità con la quale il volontariato si è mosso e la forza che ha avuto è stata veramente impressionante. Va loro, come amministratori, va solo il grazie a tutte queste persone, sì, sicuramente. Sì, penso che il volontariato sia veramente una colonna portante di tutte le comunità del nostro Friuli, perché è molto diffuso. Bene, grazie Sindaco per aver dato questa bellissima prospettiva, anche per aver ricordato la solidarietà che avete lì a Pradamano, oltre a averci detto che è ripresa la vita e quindi sono anche numerose iniziative. Grazie ancora a Enrico Mossenta, Sindaco di Pradamano, naturalmente la porta è sempre aperta anche per lei, e naturalmente noi ci vediamo con un prossimo Sindaco la prossima volta. Questa trasmissione è stata offerta da Verde Vivo Garden Center.